Heather McPallister. Io spero che alla fine, anche se io non riuscirò a vivere fino a là, perché mi sa che la storia andrà avanti per con i tempi che abbiamo in Italia, giustizia eccetera, ma voglio sperare che venga fatto qualche processo per femminicidio prima o dopo, perché non può essere altrimenti, per me questo è un femminicidio, punto e basta. Lei con quello che si aspettava, l'ho detto, di vivere non si sarebbe suicidata, ma neanche con la pistola puntata alla tempia, ma veramente. Per cui l'ho detto subito e lo ripeterò fino alla morte. Lei non si è suicidata, motivo per cui questa bufala messa fuori dalla procura prima o dopo deve trovare giustizia. Se quella è giustizia è meglio scappare, andiamo in Groenlandia veramente. Perché se la giustizia italiana deve servire per suicidare tutti, anche quelli che obiettivamente è impossibile che lo abbiano fatto, dimmi come, e quando, soprattutto quando.